occhiali che trovate nelle borsine che vi abbiamo mangiato, li indossate e ci facciamo un super selfie tutti assieme. Oggi vedo la possibilità di essere già il presente. Se iniziamo a ragionare sul fatto che i giovani non sono il futuro, ma sono quello che avviene nella realtà, quello che avviene quotidianamente, i giovani forse iniziano a sentirsi un po' più considerati, non smettono di andare all'estero per fare dei lavori che non li nobilitano per niente e magari rimangono in Italia a fare un'attività agricola che è rappresentativa di un territorio, che è un'attività che per definizione non si può spostare, non si può delocalizzare perché la terra purtroppo o per fortuna non la puoi portare da un'altra parte. Quindi non sentitevi piccoli. Per me è un grandissimo piacere rivedere, almeno conto in sala, 3-4 dei professori con cui mi sono diplomato 5 anni fa all'Istituto Tecnico Agrario di Verona, terminato il quale poi ho scelto di iscrivermi a giurisprudenza e mi sto specializzando in diritto agrario e tutela dell'ambiente. Mi chiamo Pier Giovanni, sono un membro del Comitato di Presidenza Nazionale e ho una delle deleghe più divertenti in quanto mi occupo di organizzazione di viaggi e viaggi studio e scambi imprenditoriali. In poche parole, in sala vedo tra l'altro un sacco di amici, vedo Alberto, vedo Aldo, Alessandro, Massimiliano, amici con i quali ho condiviso 3 anni fa il primo viaggio AING. 3 anni fa decidemmo di dedicarci alla zootecnia, nello specifico nei bovini da carne e da latte. Organizzammo un viaggio, una cosa fighissima, e andammo a Dublino 5 giorni e fu un momento incredibile perché riuscimmo ad incontrare 730 giovani, quindi immaginatevi 3 volte questa sala di 60 paesi diversi. Quello del subentro a cui ho avuto accesso anch'io qualche anno fa quando avevo la vostra età. Qualche anno fa. Di che cosa si tratta? Io ho un progetto imprenditoriale, ho in mente come voglio trasformare la mia azienda, cioè l'azienda che è di mio padre, vado da Ismea e gli dico questo è il progetto, questa è la redditività che mi aspetto, questo è quello che mi aspetto che diventerà la mia azienda. Ismea lo analizza e dice sì, hai ragione, noi ci crediamo, ti aiutiamo. E che cosa fanno? Finanziano il subentro in agricoltura, cioè vi aiutano nel momento in cui vostro padre vi cede in affitto, in vendita, in comodato d'uso l'azienda e chiude la sua vecchia partita IVA in favore di una nuova aperta da un under 40. A capire esattamente cosa fare delle nostre aziende, perché appunto, come ha detto la Presidente del Veneto, Chiara, è molto complicato capire cosa fare di ciò che abbiamo. E lo si fa solo grazie attraverso gli studio e attraverso anche quelle che sono le strutture a cui noi ci appoggiamo di Confagricoltura. La mia azienda è un'azienda molto piccola e produciamo frutta biologica e abbiamo un piccolo turismo, un piccolo alloggio. Vicenza è un territorio molto diversificato, infatti abbiamo aziende che producono vino, olio, ma anche produce latte, aziende zootecniche, insomma c'è un po' di tutto. Tra i miei associati infatti ci sono poche aziende doppie, tra virgolette, nel senso che ognuna ha una sua caratteristica. Abbiamo parlato un pochino di tutte le cose che Anga fa. Quello su cui volevo puntare la vostra attenzione è che intanto se avevate pensato di fare gli agricoltori per a un certo punto mettere via i libri, ho un po' di brutte notizie per voi, nel senso che abbiamo necessità di fare formazione continuamente, di stare in linea con quelli che sono i risultati delle ricerche, degli studi, dell'innovazione, no? Poi vedremo la presentazione di alcune di queste cose innovative molto importanti. Siete consapevoli tutti, credo, quanti di voi hanno già un'attività agricola a casa, per esempio? Quindi abbastanza pochi. Beh no, tutti di qua, sono timidi. Comunque, quanti la vorrebbero fare? Penso tutti, giusto? Penso tutti. Siate consapevoli che al giorno d'oggi
io vedo la differenza tra me e mio papà, no? Io faccio parte di una famiglia che da 40 anni si occupa di agricoltura e mio papà fa parte di quell'epoca in cui bastava lavorare.